Amici di Fanner, buonasera e benvenuti al centro sportivo Sport City per il primo turno preliminare della Coppa Italia di Serie B della Lega Calcio 8. In campo questa sera lo Snack Bar d'Annunzio e i Crociati. Pallone che sfila, tocca il palo, alla fine termina in rete sul suggerimento dello stesso giocatore dei Crociati. E comunque 1-0 Snack Bar d'Annunzio. Spizzata di testa che viene sfruttata bene dal giocatore dei Crociati, calcia in porta, c'è l'ottima risposta però di Belardinelli. Si sta Marco Fravolini, gliel'ho detto 10 volte. De Biase, Gabbiato perde il pallone, buon dribbling dei giocatori dei Crociati che ha spazio per la conclusione, la prova adesso, buona risposta di piedi di Belardinelli. Della difesa dello Snack Bar d'Annunzio va alla conclusione, Belardinelli non riesce a trattenere, la palla termina in rete, c'è il pareggio per i Crociati, è 1-1. Calcio di punizione battuto direttamente verso l'area di rigore, stacca benissimo di testa da solo il giocatore dei Crociati che fa 2-1 per i suoi. Calcio d'angolo battuto, basso in area di rigore e la palla toccata da Fragolini, termina in rete ed è il pareggio dello Snack Bar d'Annunzio che fa 2-2. Arriva ora al triplice fischio dell'arbitro, finisce 2-2 e si andrà ai calci di rigore. Parte Fravolini, il tiro, il palo e la palla termina fuori. Col sinistro il tiro e riesce a segnare. Passano 7-5 i Crociati contro lo Snack Bar d'Annunzio.